I militari della compagnia carabinieri di Cammarata, nello svolgimento del servizio preventivo nonché la repressione del fenomeno degli incendi estivi, hanno tratto in arresto in flagranza di reato un soggetto di anni 70 residente nel Cammaratese per aver appiccato un incendio nelle campagne antistanti quel comune. A seguito di una segnalazione di un privato cittadino che l'aveva notato, con un atteggiamento sospetto è immediatamente intervenuta una pattuglia dei carabinieri della compagnia locale che ha sorpreso l'uomo negli attimi successivi al divampare delle fiamme, le quali a causa del forte caldo e del forte vento hanno velocemente iniziato a divorare l'area circostante in direzione di un'adiacente area boschiva del centro abitato. L'uomo non ha saputo fornire una motivazione al suo gesto, per cui sono ancora in corso gli accertamenti di rito. Stamani la conferenza stampa a cura del comandante della compagnia carabinieri di Cammarata, Sabino Dente. Questo weekend, in particolare la notte tra sabato e domenica, la compagnia carabinieri ha eseguito un arresto in flagranza di reato nei confronti di un soggetto settantenne che si è reso responsabile delle violazioni del reato di incendio e di porto abusivo di oggetti atti ad offendere. In particolare il settantenne, su segnalazione di un privato cittadino, è stato bloccato negli attimi successivi al divampare di un incendio in un'area rurale a ridosso del centro abitato. Il pronto intervento della pattuglia che ha fermato il soggetto e ha segnalato il divampare dell'incendio ha permesso di conseguenza anche il contenimento dello stesso nel momento in cui le fiamme, a seguito del caldo e del vento, erano in direzione del centro abitato e di un'area boschiva limitrofa. I danni che si sarebbero potuti provocare sarebbero stati sicuramente ingenti e molto devastanti, a dir poco devastanti nei confronti della popolazione, in quanto appunto si sarebbe rischiato di dover evacuare interi blocchi di abitazioni e avrebbe devastato un'area boschiva che poi insomma, è anche la casa di specie protette di questa regione. Immagini che abbiamo visto in questi giorni provenienti dalla Sardegna ma anche dalla Grecia probabilmente non scoraggiano questi gesti, però hanno indotto i cittadini a collaborare. Fondamentale il rapporto e la fiducia che nutre il cittadino nei nostri confronti. Se infatti l'Arma dei Carabinieri, così come tutte quante le altre forze, così come l'organo statale in genere, può contare solamente sulla fiducia del cittadino che in un grande gesto di spirito civico ha permesso appunto la repressione di questo reato e la prevenzione nei confronti di ulteriori danni nei confronti di altri privati cittadini e dell'area naturalistica circostante. Qualche dettaglio su questo individuo che avete fermato gentilmente? Il soggetto è un anziano, settantenne, incensurato, il quale trovato nelle immediatezze, nelle adiacenze del punto in cui è divampato il rogo, non ha saputo fornire motivazioni esaustive rispetto alla sua presenza in quel dato luogo e circostanza. Assolutamente sì, l'intervento e la presenza dei carabinieri, soprattutto in via preventiva nelle aree boschive e rurali, viene sicuramente implementata durante queste fasi critiche dell'estate. E così come ho detto prima è però necessaria e assolutamente fondamentale la collaborazione dei cittadini nel comunicare tempestivamente eventuali situazioni di rischio o comunque sia anche semplicemente di dubbio rispetto alla presenza di persone con fare sospetto.